bentrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Confermato anche dalla Corte d'Appello l'ergastolo per Marco Ricci, condannato per aver ucciso l'ex moglie Anna Scavo nel giugno 2019 a Carini, in provincia di Palermo. La donna è morta dopo essere stata colpita alla gola con un taglierino sotto gli occhi del figlio minorenne. L'omicidio è avvenuto nel negozio di scarpe in cui lavorava la vittima. Sarebbe stato poi proprio l'uomo a chiamare i carabinieri, la sua versione dei fatti però non sarebbe risultata attendibile. Marco Ricci dovrà anche risarcire i genitori e il fratello della vittima, parte civile al processo. Sembra confermata l'ipotesi di suicidio in merito al caso di Gaia Randazzo, la ventenne scomparsa lo scorso 11 novembre sulla nave GNV in viaggio da Genova a Palermo. L'analisi del contenuto del cellulare della giovane non lascerebbe dubbi. Sono stati trovati infatti dei video e delle scritte in cui la ragazza manifestava le sue intenzioni di farla finita. Tra le note dello smartphone si legge la frase "Addio, ti amo". Peraltro sono stati trovati anche dei video che mostrano la ragazza abbastanza turbata, nonostante, a detta dei genitori, la giovane non avrebbe mai manifestato segni di sofferenza e disagio. Una studentessa dell'Università di Palermo è stata vittima di un episodio di sessismo nell'Ateneo. Lo scorso 24 novembre ha denunciato su un blog di informazione di essere stata inserita in una lista di studentesse dalle migliori prestazioni sessuali che sarebbe stata redatta da un dottorando di ricerca del Dipartimento di Economia di Unipa. L'elenco sarebbe stato poi diffuso attraverso dei gruppi WhatsApp. Tempo incerto in Sicilia. Domani mercoledì 14 dicembre il cielo sarà prevalentemente sereno, ma non si esclude la possibilità che si abbattano precipitazioni. Dopo una notte di rovesci su gran parte della regione si alterneranno nel corso della giornata sole e nuvole. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla valida per la zona nord-orientale dell'isola. Si segnalano venti forti a burrasca dai quadranti occidentali o meridionali. Il Tirreno sarà agitato e i restanti bacini saranno molto mossi. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.